Cari amici di Friulando, oggi ci troviamo ad Azida di San Pietro al Natisone. Sono in compagnia della signora Silvana, che è la titolare dell'azienda Giudita Teresa. È uno storico laboratorio noto per la produzione delle gubane nel cuore delle valli del Natisone. Adesso chiederò un po' a Silvana di raccontarci l'azienda, quando è nata, da quando siete qui. Allora, l'azienda è nata nel 40 circa ed è stata la prima a produrre la gubana per il pubblico, perché prima si faceva solo in casa. Noi l'abbiamo rilevata nell'81 Sì? e io con mio marito Giovanni siamo andati avanti a produrre con la ricetta originale che poi io l'ho avuta da mia mamma ed è l'originale delle valli, quindi sono stata molto attenta a quello che veniva messo nella gubana e continuo a fare così, quindi noci, nocciole, mandorle, uvetta, pinoli, e il tutto bagnato con un cocktail di liquori che è quello di casa mia, perché poi ogni famiglia aveva il suo cocktail. Noi, mia mamma metteva grappa, rum, brandy e crema marsala, quindi un cocktail particolare che forse è quello che mi ha dato più filo da torcere, È probabile, sì. perché non è facile sposare insieme tutti gli ingredienti. Probabilmente però il fatto che provenisse dalle valli del Natisone e quindi abbia deciso anche di rimanere qui per la produzione. Cioè, anche noi che ascoltiamo spesso queste storie ci domandiamo perché magari non ha esportato questo suo sapere in un'altra città o in un altro paese e invece ha deciso di rimanere qui. Allora, ho deciso di rimanere qui, a parte che io amo la mia terra, primo. Due, perché la Gubana è nata qui e quindi non si può portare fuori una cosa che è nata qui. È come rubare. La tradizione è quello che c'è stato, la maestria di chi ha iniziato a fare questo prodotto. Per cui io dico, la Gubana fa parte delle valli, fa parte della gente delle valli. Quindi io, a parte che producendo, io mi faccio sempre tutta la storia, quindi vedo dentro le mani di Sì, mia certo. madre, vedo tutta la storia mia di quando si andava a raccogliere le noccioline nel bosco, perché non è vero che nelle gubane non vanno le nocciole, perché queste c'erano, ci sono nelle valli, quindi quando non c'era il prodotto di casa si andava nel bosco e io mi ricordo, qui erano storie che sarebbe troppo lunga a raccontare, io mi sono divertita e le penso ancora. E devono venire qui a scoprirle le E storie in devono venire a laboratorio. scoprirle qui perché la gubana nel mio laboratorio ha non soltanto gli ingredienti che seleziono e che curo e ci metto il lievito madre, quindi niente coloranti, niente conservanti, ma c'è dentro la mia testa e il mio cuore. Ma infatti questa testa del cuore si riflette anche nel carattere, quindi anche lei, Silvana, se dovesse presentarsi a chi non la conosce, nonostante ormai, diciamo, nell'ambiente delle cubane lei è conosciuta, ampiamente conosciuta, cosa direbbe? Cioè, che persona è Silvana anche per chi non la conosce? A parte mi chiamano Pignola, Ah, ok. perché io seleziono tutto e se non è tutto ben selezionato è la volta che io mi arrabbio anche con i dipendenti, perché non chiedo di fare veloce, perché veloce e bene non vanno insieme. Quindi soprattutto per queste cose che poi vengono consumate e vengono mangiate bisogna stare attenti, cioè selezionare perché il prezzo certo è più alto per me, anche per la fatica di curare, di selezionare, di fare, però a un certo punto, alla fine io il prodotto che faccio mi dà soddisfazione perché capisco che la mia fatica ha dato un risultato alla fine. Quindi amore per il prodotto, amore per la terra e amore Sì, anche nel fare le cose. anche perché dovete sapere che la Gubana praticamente ha una storia dietro molto, molto importante, perché quando le valli hanno cominciato ad essere povere, più povere ancora, gli uomini andavano all'estero.
non era come adesso il telefonino, quindi tante volte prima di vedersi passavano anni. E quindi cosa facevano le mamme, le spose, le nonne e chi era il capo famiglia in quel momento? La cubana gliela dava da portare dietro. Quindi si portava dietro una parte delle valli e del cuore della famiglia. Esatto. Ecco perché io dico non si può fare un prodotto se dentro non c'è il cuore e la mente. In più, io ho preso una cosa, io lo dico perché non ho nessun problema a dirlo. Allora, io ogni prodotto che faccio, ogni volta che impasto, ogni volta che faccio la mescita del ripieno, eccetera, io faccio la croce. Perché è questo che mi hanno insegnato. Hanno sempre detto benedici quello che fai, perché vuol dire che quello lassù ti ha aiutato ad arrivare fin qui. Che dire di fronte a questo modo di lavorare, soprattutto anche di pensare al sacro in questo senso. Infatti in questa logica sempre d'amore e di rispetto sia per le tradizioni che per la terra è stato anche abbastanza semplice trovarsi con Friulando, e a questo scopo dico, ma come mai hai deciso di aderire ad un progetto che si propone poi di valorizzare la terra in cui noi tutti, noi friulani, risiediamo? Perché le valli del Natisone fanno parte del Friuli, quindi io non solo mi sento valligiana, ma sono anche friulana, quindi io il Friuli l'amo, perché se è una terra di lavoratori, di gente corretta, onesta, e quindi il vero friulano. Io parlo perché poi, come in tutti i posti, c'è anche qualcosa di marcio, certo, ci mancherebbe altro, sì, non si può assolutamente. pretendere, però io dico, visto e considerato che il friulano è un lavoratore, io mi sento anche di essere un friulana perché, ecco, direi anche un simbolo della friulanità. Un simbolo della friulanità, in più, e io dico il posto qui, le valli fanno parte del Friuli, quindi io non posso non dire che mi sento friulana, perché io mi sento friulana, poi sono tanto legata alla terra. E con queste la direi terra è una cosa che dico è bellissima, parla, io sarò un po' romantica, sarò un po', non lo so, mi dicono che sono un po' particolare, però io senza la terra, senza ascoltare il vento, senza vedere il sole, senza questo non ci sto. Ecco, allora con queste parole al miele, parole colme d'amore, l'unica cosa che si può fare è venire a trovarla. Giudita Teresa, Silvana, venite a trovarla. Grazie.